Buongiorno a tutti ragazzi, stamattina alle prime ore dell'alba c'è stata una scossa di terremoto sul Gargano, quindi in provincia di Foggia ragazzi, quindi epicentro a Carpino. In effetti la scossa è stata sentita molto dalla popolazione e anche nei comuni limitrofi, però non ha fatto un danno, questo è l'importante. Quindi diciamo una scossa che è stata sentita perché era poco la profondità, però alla fine non ha registrato danni. In effetti già stamattina ci sono, diciamo, terremoti. In effetti alle 6:03 c'è stato uno a Montecavallo, quindi a Macerata. Poi c'è stato questo qua a Carpino di 2.4 a Foggia. Poi alle 4:33 ce n'era stato un altro di magnitudo 2 a Basico Messina. Quindi, come potete vedere, diciamo queste sono le scosse di stamattina, quindi superiore al 2, perché se metto quelle là a di sotto ce ne stanno un sacco proprio, quindi è inutile guardarle quelle di sotto il 2, quindi questa qua di 2.4 è quella che è stata diciamo un po' sentita dalle persone, quindi perché è stata a 26 km di profondità, però ragazzi non ci sono né danni né solo un po' di paura delle persone, erano le 5 del mattino, quasi le 6, 5:49 per essere esatti, quindi diciamo sono stati svegliati un po' diciamo bruscamente, ma nulla di più, solo paura e niente più. Poi dopo non c'è stato più nessuna scossa neanche di inferiore, diciamo, quindi è finita lì. Vi auguro buona giornata a tutti ragazzi e come sempre ci aggiorniamo man mano che escono le notizie, quindi ci sono solo questi tre terremoti. Alle 4:33 a Basico Messina, 2.4 a Foggia alle 5:49, alle 6:03 a Montecavallo Macerata, quindi queste sono le tre scosse da stamattina in Italia. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata a tutti.